Dunque, sul Corriere della Sera di martedì scorso ci sono stati due proprio paginoni dedicati all'alta velocità e in pratica parlava dei futuri sviluppi dei cantieri in corso per la TAV, in particolare nei nodi e per le tratte del Veneto che da Brescia passano per Verona, Vicenza, per poi arrivare a Padova, Venezia e poi proseguire per Trieste. Nelle varie comunicazioni c'è anche un'intervista a Vincenzo Macello, il commissario dell'alta velocità, con la quale vengono forniti lo stato di avanzamento dei lavori, i costi e i tempi di realizzazione che devono essere assolutamente rispettati per poter usufruire dei finanziamenti del PNRR. Oltre al rilievo dato dal titolo sul Corriere, con la TAV via della strada 2200 tir al giorno, che con l'alta velocità sulla tratta Brescia-Verona-Vicenza dovrebbe essere entro il 2026, da 80 convogli merci dovrebbero passare a 115, il che si tradurrebbe con circa 2200 tir che non transiteranno più per l'autostrada. E oltre a questo ci sono altri dati che dovrebbero far riflettere. Quello che colpisce in maniera significativa sono i maggiori costi dovuti all'aumento delle materie prime che arriveranno in alcuni casi a ben a maggiorazione del 40%. La lettura di questi articoli ci portano a due considerazioni. La prima è che siamo in forte ritardo con la realizzazione del TAV, grazie sempre al famoso partito del no. Grazie a tutti quelli che hanno osteggiato la realizzazione della TAV, 5 Stelle in prima fila, non solo si devono sostenere dei costi molto più importanti, ma avremmo avuto per anni dei vantaggi molto importanti in termini di minore inquinamento e di viabilità autostradale. La seconda considerazione che si riferisce al nostro territorio: c'è ancora gente, c'è ancora chi crede a chi favoleggia di una tratta ferroviaria Chioggia-Padova. Nell'intervista il commissario dell'alta velocità Macello ammette la difficoltà a reperire i fondi, servono ulteriori miliardi, non milioni, miliardi, per terminare i lavori. Come si può quindi pensare in modo realistico che ci sia la possibilità di finanziare una tratta quale un'ipotetica Chioggia-Piove di Sacco, quando, soprattutto in questo momento storico, sono in forte difficoltà a terminare la TAV del Veneto?